Vorrei ricordare a tutti i veneti che quando si dice restate a casa, non è che ci sono poi le varianti sul tema perché restare a casa sì, ma l'aria che respiro a casa è come l'aria che respiro fuori che è più pulita, tanto sono da solo, o magari i bambini li metto a giocare con quelli del vicino di casa, oppure faccio una cena con i vicini, tanto respiriamo la stessa aria dello stesso condominio. No, restare a casa vuol dire che i nuclei familiari debbono restare in isolamento. Abbiamo capito che l'attività fisica all'aperto, che è stata considerata diciamo come una valvola di sfogo, abbiamo capito che anche quella valvola di sfogo è una valvola che non funziona, perché la corsetta del footing fatto alla fine dà a tutti l'alibi e la giustificazione di uscire. Vi ricordo che il decreto scade il 25 marzo, quindi siamo alla prossima settimana, e quindi prima della prossima settimana tenteremo di tenere vive le interlocuzioni col governo proprio per chiedere comunque da parte nostra ancora più restrizioni. In un momento come questo la tua libertà finisce dove inizia la mia. La tua libertà finisce dove inizia quella del tuo vicino di casa. La tua libertà finisce dove inizia quella degli altri.